Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar. Stiamo attendendo che tutti i partecipanti iscritti entrino in questo webinar. In ogni caso, nel frattempo, vi diamo qualche indicazione. Ecco, chiediamo a tutti ovviamente di utilizzare eventualmente la chat per qualsiasi domanda o segnalazione. Nel frattempo ringraziamo Digital Meet e l'organizzazione Digital Meet per questo webinar che ci dà la possibilità di affrontare un tema importante che è la relazione tra digitale e patrimonio culturale con due ospiti che a breve vi introdurrò. Sapete che Digital Meet è un festival del digitale che viene definito dal basso perché l'obiettivo è quello dell'alfabetizzazione digitale, di accrescere le competenze digitali di tutti i cittadini, indipendentemente ovviamente dal tipo di attività, di lavoro, di condizioni in cui si trovano, anche ovviamente studenti piuttosto che pensionati. Ci sono eventi all'interno di questa settimana, dal 20 al 25 di ottobre, dedicati a tutti e per tutti i livelli ovviamente di competenze digitali. In questo webinar vogliamo trattare il tema della relazione tra patrimonio culturale e digitale, perché riteniamo che il tema dell'alfabetizzazione possa partire anche dal patrimonio culturale che ci circonda e che oggi è sicuramente un patrimonio che possiamo fruire in diverse modalità, sempre ovviamente più spinte verso le tecnologie più innovative. In particolare anche con l'intelligenza artificiale, che è uno dei temi che stiamo trattando un po' in tutti gli eventi Digital Meet di questa settimana, perché ovviamente ci tocca a tutti nella quotidianità e molto spesso è poco conosciuta, è poco conosciuta come tecnologia, ma anche come impatti. Quindi io sono Lauraglio, faccio parte del comitato scientifico di Digital Meet che è presieduto da Gianni Potti, con diciamo, questa breve introduzione inizierei a presentarvi i nostri due ospiti che ringrazio moltissimo per l'opportunità che ci danno oggi. Sono due ospiti illustri, lo sentirete dalla breve presentazione e soprattutto si occupano di tematiche che sono strettamente correlate quindi alla relazione tra la digitalizzazione, l'impatto del digitale, le nuove tecnologie e il patrimonio culturale. La dottoressa Ariana Travaglia, che interverrà per prima in questo webinar, è coordinatrice del Center for Cultural Heritage Technology, uno dei centri dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ovviamente si occupa in primis del rapporto e dell'interfaccia fra la tecnologia e le scienze umane, è una ricercatrice, quindi lavora focalizzandoci principalmente sull'analisi, protezione e gestione del patrimonio culturale e ha sicuramente un focus specifico in attività di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, quindi della robotica, delle nanotecnologie. Come centro ovviamente all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia. All'interno di questo centro, poi ce lo racconterà più nel dettaglio, stanno emergendo numerose applicazioni, ovviamente anche innovative, nell'ambito delle tecnologie per i beni culturali e in particolare quindi su queste tematiche la sua attività di ricerca ha contribuito a numerose pubblicazioni con più di un centinaio di articoli scientifici su riviste internazionali. È anche collaboratrice esperta per il Consiglio d'Europa nell'ambito dell'intelligenza artificiale per i beni culturali e presiede anche il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione CDP. Quindi una sicuramente illustre relatrice che nel 2021 ha anche ricevuto il premio Techno Visionary Woman, quindi inclusa fra le 100 donne di successo di Forbes Italia. E ricevuto il premio Innovation Leader Award dell'Angi. Quindi la ringraziamo moltissimo per aver dato la sua disponibilità per un intervento e per raccontarci effettivamente cosa sta facendo l'Istituto Italiano di Tecnologia con questo centro dedicato proprio al patrimonio culturale.
Vi presento anche Sergio Calò, che dopo di lei farà un breve intervento. Dal 2007 è direttore prima del Metadistretto Veneto dei Beni Culturali e Ambientali, ma soprattutto poi di una realtà che ha sede nel territorio regionale Veneto, che è Venetian Cluster, e con la quale scrive e coordina progetti europei, regionali, nazionali e internazionali proprio sui temi dell'innovazione, della ricerca in particolare con un focus sul restauro, che è uno dei temi di formazione del dottor Sergio Calò, legati in particolare al turismo culturale, alle nanotecnologie, alle biotecnologie e ovviamente a tutte le tecnologie ICT applicate. È membro anche responsabile, membro di numerosi ovviamente comitati che sono legati alle norme UNI, CEN e EN fino dal 2014 è coordinatore dell'Eurocluster CRU in Heritage proprio per le imprese culturali e creative e del Metacluster Creative Europe, che è l'unico metacluster focalizzato proprio sulle imprese culturali e creative. Appunto, vi dicevo, è restauratore specializzato, quindi la sua formazione nasce proprio da qui ed è iscritto all'elenco nazionale del Ministero, con cui insomma opera da più di 30 anni in Italia e all'estero sulle opere tutelate dall'UNESCO ed è un innovatore sicuramente nelle tecnologie applicate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del nostro patrimonio. Quindi con questa presentazione lascio la parola alla dottoressa Travaglia al termine poi magari se c'è anche qualche domanda procediamo a inoltrarla. Intanto le lascio lo schermo e la condivisione. Molte grazie, grazie anche dell'invito. Dovreste vedere il mio schermo adesso, se mi date Sì, 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 conferma. Così, assolutamente. Si può metterlo. ottimo. Eccoci qua, perfetto. Grazie, grazie molte. Allora, come abbiamo detto, appunto, noi siamo il CCHT, il Center for Cultural Heritage Technology, che è parte dell'universo IIT, dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Noi siamo il centro che si dedica allo sviluppo di tecnologia di frontiera nel mondo del patrimonio culturale, ovvero spingiamo avanti quella che è l'attuale stato dell'arte nel mondo della tutela del patrimonio culturale in vari ambiti, in modo da portare poi anche questa nuova conoscenza, la ricerca che abbiamo sviluppato, gli esiti della nostra ricerca all'interno del mondo reale, per così dire, per cui le imprese e tutti coloro che poi sono i nostri stakeholder e che possono utilizzare i nostri prodotti. Siamo all'interno, siamo da pochi mesi in realtà, ci siamo spostati presso una nuova sede, siamo sempre nell'ambito, nel territorio del veneziano e qui vedete una slide che vi rappresenta un po' quella che è tutto l'universo IIT, cioè con una sede centrale a Genova e poi tutta una serie di joint lab o di centri sparsi per il territorio. Di questi noi siamo l'unico centro che si è specializzato esclusivamente sul patrimonio culturale. Dicevo, ci siamo recentemente spostati, siamo ora all'interno di H-Farm, questo ecosistema di innovazione all'interno del quale possiamo godere di un contatto diretto con le aziende con le quali iniziamo adesso a collaborare proprio per portare quella che è la nostra ricerca sviluppata all'interno dei nostri laboratori nelle aziende stesse. Questo che vedete proprio qui davanti è il donut, cioè la ciambella all'interno del quale si trovano le nostre strutture, quindi i nostri laboratori e i nostri uffici. La nostra mission, la nostra missione è quella proprio di sviluppare soluzioni tecnologiche su misura, quindi create in maniera specifica per il patrimonio culturale, per la sua analisi, per la sua conservazione e la tutela. Quello che facciamo noi all'interno proprio del nostro lavoro è prendere quelle che sono le competenze dell'IIT in vari ambiti di ricerca e portarle all'interno, portare queste competenze all'interno del mondo del patrimonio culturale. Sono quattro le aree in cui lavoriamo principalmente, quella della computer vision e machine learning, quindi tutta la parte
come si diceva prima, di intelligenza artificiale. Lavoriamo su molti settori, oggi poi non parlerò sicuramente, non avrò modo di parlare di tutti, ma in generale lavoriamo molto sull'elaborazione avanzata delle immagini, sulle scansioni tridimensionali di manufatti culturali e sull'estrazione di informazione da dataset relative al patrimonio culturale. Lavoriamo sulla caratterizzazione dei materiali, quindi caratterizzazione diagnostica e forensica per i beni culturali a un livello molto alto perché disponiamo soprattutto poi a Genova di strumentazione tra la migliore reperibile in Italia ed anche in Europa. E lavoriamo poi anche all'analisi dei dati di caratterizzazione, anche in questo caso attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Una terza area in cui ci lavoriamo attivamente è quella della robotica, con tutta l'automazione di processi relativamente al patrimonio culturale, quella che viene chiamata l'intelligenza artificiale fisica, proprio perché i nostri robot sono robot autonomi che sono in grado di prendere delle decisioni e svolgere tutta una serie di azioni, e ne vedremo alcuni esempi più tardi. E poi abbiamo tutto il comparto nanotecnologia, che non sarà poi, come dire, il tema di oggi, ma anche questo è molto importante per noi perché sviluppiamo nuove nanotecnologie, abbiamo già diversi brevetti, anche se da pochi anni siamo operativi su questo ambito, e molte di queste nanotecnologie sono anche sviluppate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che utilizziamo proprio per guidarci nella complessità dei dati, per aiutarci a velocizzare quello che è la creazione di nuovi materiali per la protezione del patrimonio. Siamo un team estremamente multidisciplinare, andiamo da chimici, conservatori, archeologi, storici dell'arte, fisici, ingegneri, informatici, quindi siamo molto diversi come tipo di background scientifico, ma è proprio questa la nostra forza, il fatto di poter mettere a sistema tutta una serie di competenze differenziate e utilizzarle insieme proprio per sviluppare nuovi prodotti tecnologici per la protezione del patrimonio culturale. Diamo moltissima rilevanza alla formazione dei nostri dottorandi. Noi abbiamo una serie di convenzioni con varie università che ci permettono di avere presso di noi dottorandi che svolgono il loro ciclo di studio presso di noi, per cui ricevono non solo la formazione normale accademica, ma tutta la formazione che siamo in grado di dare agli studenti, e dando anche loro la possibilità di accedere alla strumentazione di IT sia presso la nostra sede che presso le sedi di Genova e degli altri centri consorziati della nostra rete. Quindi quelli che poi normalmente, molto spesso, quelli che sono stati dottorandi presso di noi hanno la possibilità anche di continuare a lavorare all'interno dei nostri centri di ricerca come ricercatori successivamente al completamento del loro dottorato. Una parte molto importante per noi, proprio perché formare delle nuove competenze e poi lasciarle sul territorio è sicuramente una delle missioni più importanti che possiamo svolgere. Vorrei adesso parlarvi un po' di quelle che sono appunto alcuni dei nostri progetti di ricerca e in altri casi semplicemente delle linee di ricerca interne che svolgiamo qui presso la nostra sede con il contributo spesso anche di colleghi che fanno parte della rete IT. Per quanto riguarda la parte computazionale, una delle ricerche su cui siamo più avanti in questo momento è lo sviluppo di sistemi automatici per la capacità per riuscire a identificare in maniera automatica le tracce di siti archeologici ancora nel sottosuolo che quindi non sono conosciuti. Si tratta di una evoluzione di quello che è il lavoro che per anni i fotointerpreti hanno svolto su fotografie aeree e immagini satellitari, andando a identificare dei segnali come dei marker cosiddetti, come quelli che vedete nelle fotografie rappresentate, che si collegano alla presenza nel sottosuolo di tracce di strutture di tipo archeologico. Fino ad ora, fino a circa 5-6 anni fa, archeologi e fotointerpreti hanno svolto questo lavoro a schermo, quindi direttamente lavorando molte ore davanti allo schermo cercando di identificare questo tipo di tracce. Quello che facciamo noi adesso è usare l'intelligenza artificiale per supportarci in questo lavoro. Le tracce che avete visto nell'immagine precedente sono dovute molto spesso al fatto che le strutture archeologiche nel sottosuolo vanno a impedire una crescita regolare della vegetazione.
come in questa immagine vedete appunto delle strutture archeologiche murarie che impediscono la crescita regolare della vegetazione e la fanno ingiallire più in fretta. Noi siamo in grado di recepire, i nostri occhi sono in grado di recepire questo tipo di traccia nelle immagini come quella che abbiamo visto in precedenza, ma anche gli strumenti di intelligenza artificiale che stiamo sviluppando sono in grado di farlo. Una cosa analoga avviene anche sui terreni nudi, quindi non abbiamo bisogno solo della vegetazione, ma possiamo identificare la presenza di tracce, di colorazioni differenti anche su immagini che rappresentano suoli nudi. Quello che facciamo è addestrare l'intelligenza artificiale di fatto a agire come un fotointerprete. Diamo tutta una serie di dati di informazione all'inizio, creiamo degli algoritmi che siano in grado di produrre poi dei modelli che vengono utilizzati automaticamente dal sistema quando inizia ad analizzare le immagini satellitari. Una volta che il nostro sistema ha acquisito un modello, è in grado poi di riprodurlo e di utilizzarlo su nuove immagini satellitari che mettiamo a disposizione del sistema. Ecco allora che il sistema è in grado autonomamente di andare a identificare il tipo di features, quindi di oggetti nelle immagini satellitari che abbiamo chiesto di cercare. Quello che otteniamo è una situazione analoga a quella che vedete qui nello video, per cui il sistema è in grado non solo di andare a individuare quelli che ritiene essere siti archeologici per i quali ha ricevuto l'addestramento specifico, ma anche indicarci una percentuale di quanto è corretta questa attribuzione. Quindi ci dice in un certo senso quanto è sicuro di aver ottenuto un risultato corretto. I vantaggi che ci dà la possibilità di usare l'intelligenza artificiale sono chiari perché possiamo analizzare migliaia di immagini in tempi minimi dove prima un operatore poteva metterci addirittura degli anni e siamo anche in grado di farlo senza la soggettività che è implicita diciamo, nella ricerca fatta, nella fotointerpretazione fatta da un essere umano. Perché è importante? È importante perché questo tipo di sistemi ci possono permettere di mappare le informazioni relative a siti archeologici ancora non conosciuti per proteggerli. Proprio perché se conosciamo, se sappiamo dove si trovano questi siti, possiamo poi utilizzare queste informazioni nei piani di sviluppo regionale proprio per mappare il rischio archeologico ed essere sicuri che nuove infrastrutture non vadano a impattare proprio in aree in cui ci sono delle strutture archeologiche che ovviamente farebbero sì ed anche avrebbero come una volta che vengano scoperte durante le fasi di scavo, come sappiamo molto spesso poi i lavori sono costretti a fermarsi. E oltre alla scoperta scientifica, quindi l'individuazione di nuovi siti archeologici, collaboriamo da anni con l'Agenzia Spaziale Europea per un altro tipo di identificazione dalle immagini satellitari, che è quella degli scavi clandestini. Lavoriamo attivamente proprio supportando le forze di polizia proprio per definire sistemi che ci permettano automaticamente di identificare tracce di scavi archeologici che sono stati spogliati in maniera illegale, dopodiché il frutto di questo scavo clandestino viene immesso all'interno dei sistemi del traffico internazionale di beni culturali. Quello che creiamo sono proprio mappature come queste che permettono poi alle forze di polizia di agire in alcuni casi anche in maniera preventiva nelle aree che sono sottoposte maggiormente allo scavo illecito. E possiamo fare questa cosa anche per quanto riguarda gli scavi archeologici che sono ancora sotto vegetazione, quindi in aree boschive, in aree di foreste, dove non si, utilizzando normali fotografie o immagini satellitari non si riesce ad avere una visione precisa di quanto vi sia sotto la vegetazione, utilizziamo sistemi LiDAR combinati all'intelligenza artificiale proprio per riscontrare la presenza di scavi clandestini anche in questo tipo di situazioni. Utilizzi completamente diversi dell'intelligenza artificiale, li abbiamo con alcuni studi che stiamo portando avanti riguardanti documentazione antica, come in questo caso tavolette cuneiforme che vengono analizzate per supportare gli assiriologi nella determinazione del significato di questi piccoli fori che vedete in queste immagini. Sono fori di cui diciamo non si sa ancora nulla, gli assiriologi per anni hanno studiato, hanno cercato di comprendere i significati di questi fori presenti, ma non si è ancora arrivati a una soluzione. Per questo motivo, da alcuni anni stiamo lavorando accanto a questi esperti per insegnare all'intelligenza artificiale
di come è scritta, diciamo così, una tavoletta cuneiforme, poi per cercare di comprendere appieno quello che è il significato di questi fori all'interno di queste tavolette. Facciamo una cosa analoga anche con la trascrizione automatica dei testi storici. Pensiamo a quanti siano gli archivi ancora mai esplorati nel nostro paese e moltiplichiamo poi la cosa per tutti i paesi del mondo che hanno degli manoscritti e degli archivi pieni di documenti scritti nell'antichità. Stiamo addestrando quindi l'intelligenza artificiale per imparare a leggere questi testi antichi e automatizzare tutta la fase di trascrizione in modo che da avere a disposizione tutta una serie di nuove informazioni che ci aiutino a decriptare quello che è stato il nostro passato. Quindi questi sistemi automatici sono in grado di imparare innanzitutto che cosa è un testo, che cosa è un commento, dopodiché andare più in specifico a riconoscere i caratteri stessi e quindi da qui alla trascrizione automatica del testo. Un ambito in cui ancora utilizziamo l'intelligenza artificiale è quello che vi nominavo prima, l'intelligenza artificiale di tipo fisico, quindi la robotica per il patrimonio culturale, un settore in cui siamo assolutamente all'avanguardia, tra i primi al mondo, e abbiamo tutta una serie di progetti localizzati per lo più a Pompei, dove stiamo svolgendo tutta una serie di attività relative alla ricostruzione automatica di frammenti di affreschi in stato frammentario. Ad esempio, in questa immagine vedete alcune di migliaia e migliaia di frammenti che compongono un solo affresco in stato frammentario da una sola stanza di una sola casa di Pompei. Se moltiplicate questo per il numero di case pompeiane, potete ben capire come ci sia necessità di utilizzare intelligenza artificiale e robotica proprio per supportare gli archeologi e i conservatori in questo lavoro. Quindi migliaia e migliaia di pezzi come un puzzle, ma un puzzle di cui non abbiamo la figura finale, per cui dobbiamo davvero lavorare molto con l'intelligenza artificiale prima per ricostruire l'immagine e poi l'intelligenza artificiale è in grado di dare l'input a tutta la parte, alla piattaforma robotica che è in grado poi di riposizionare fisicamente anche questi pezzi. Alcuni video, questi proprio dei primi, degli inizi dell'addestramento del sistema robotici, quando ancora il robot inizia a fare questo lavoro, deve essere poi un po' alla volta migliorato. Infatti ora la piattaforma robotica è in grado di gestire tutti questi pezzi in maniera molto più delicata degli inizi. Ovviamente all'inizio non abbiamo usato direttamente affreschi veri, ma adesso siamo in grado invece di operare già direttamente con tutti i frammenti corretti perché lo strumento ha imparato, il sistema ha imparato anche la delicatezza che deve essere utilizzata nel manipolare oggetti di questo tipo. E sempre a Pompei, vi nominavo appunto il numero infinito di case, di stanze, di strutture murarie anche che vi sono all'interno di Pompei. Per Pompei sempre abbiamo creato questo robot che è chiamato Ringhio, che è un robot di ispezione che si muove autonomamente anche qui all'interno del Parco archeologico di Pompei, è in grado di registrare tutta una serie di informazioni relative alle strutture murarie e poi di darci delle informazioni dove vi siano nuove fratture, nuovi ammaloramenti, dove siano mancati, ad esempio, siamo stati sottratti, ad esempio, dei mattoni e delle pietre ed è in grado proprio di darci un alert, o meglio di darlo ai conservatori del parco di Pompei, andando a identificare esattamente ogni volta che passa la presenza di questi nuovi ammaloramenti o comunque di differenze rispetto alla scansione operata nel periodo precedente, ad esempio 10 giorni prima, un mese prima, a seconda delle esigenze del parco archeologico. Sempre sull'ambito della robotica lavoriamo attivamente già da tempo nella scansione tridimensionale automatizzata. Sappiamo che il nostro patrimonio culturale è gigantesco, sappiamo che è in corso da anni la digitalizzazione, sappiamo anche che da un punto di vista proprio di efficacia non possiamo pensare di rifare costantemente queste digitalizzazioni perché sappiamo che non si devono fare solamente una volta, andranno rifatte costantemente nel corso del tempo man mano che i dati, come dire, invecchiano.
E quindi stiamo lavorando da anni a tutto il sistema di automazione della digitalizzazione con una serie di progetti che spingono proprio le frontiere dell'automazione nella digitalizzazione. E dal concetto di digitalizzare in 3D siamo passati anche al concetto di gestire l'intero deposito museale tramite l'intelligenza artificiale. Abbiamo quindi sviluppato un sistema di deposito robotizzato che può essere utilizzato dai musei proprio per gestire tutto il materiale che viene depositato all'interno dei magazzini. Il sistema è un sistema robotico anche in questo caso che permette, che è in grado di muovere, manipolare, far muovere tutta una serie di, chiamiamoli scaffali robotici digitali che vengono spostati automaticamente, portati alle piattaforme di digitalizzazione dove poi l'oggetto viene preso sempre da robot, portato davanti alla piattaforma di digitalizzazione e ulteriormente poi digitalizzato tutte le volte che servono. Ribadisco proprio il fatto che, soprattutto dal punto di vista conservativo, avere a disposizione immagini digitalizzate, dati che vengono costantemente presi e ripresi, poi vengono confrontati, ci permette di vedere anche se c'è stato un aggravamento dello stato di degrado, di corrosione, ad esempio, di un bene culturale. Per questo, oltre al 3D, utilizziamo anche tutta una serie di altri strumenti che vengono posizionati sui robot. Questi robot sono in grado di gestire vari tipi di strumentazione. Per esempio, adesso stiamo montando, oltre al 3D, anche una serie di sensori iperspettrali che permettono di registrare l'informazione 3D insieme all'informazione iperspettrale, quindi quel tipo di informazione anche nell'infrarosso che i nostri occhi non sono in grado di recepire. Una volta scansionati in 3D gli oggetti, questi vengono gestiti all'interno di una piattaforma informatica che non solo mantiene la registrazione di tutti i materiali, ma è anche in grado, sarà anche in grado di andare a fare automaticamente la combinazione, il confronto con le scansioni fatte precedentemente dello stesso oggetto, in modo da darci un alert anche in questo caso nel momento in cui vi siano tracce di un ulteriore aggravamento delle situazioni conservative dell'oggetto. E per concludere, è un occhio anche al lavoro che facciamo sulla caratterizzazione della cultura materiale. Abbiamo già detto che lavoriamo attivamente sull'ambito dell'iperspettrale, ma utilizziamo in realtà moltissimi approcci di tipo, utilizziamo approccio tipo multianalitico, la caratterizzazione è di tipo multiscala, quindi dalla microscopia ottica alla microscopia elettronica ad alta risoluzione. Abbiamo soprattutto a Genova e in alcuni altri centri della nostra rete a disposizione strumentazione veramente di livello altissimo. Scansioni iperspettrali sono una delle cose su cui stiamo oggettivamente lavorando di più, anche in questo caso con l'intelligenza artificiale, perché una volta che i dati sono stati registrati, utilizziamo l'intelligenza artificiale proprio per aiutarci a meglio comprendere il significato di questi dati. Quindi ci permettono una elaborazione del dato molto più veloce di quello che siamo in grado di fare come esseri umani, come sono in grado di fare i nostri ricercatori. Quindi qui alcuni esempi proprio del lavoro che stiamo facendo già da alcuni anni a Pompei, dove abbiamo moltissimo materiale su cui lavorare. E con questo, visto che insomma siamo andati anche già un po' oltre il mio tempo, vi ringrazio dell'attenzione. Questa è una parte, solo una parte del team di giovani ricercatori che collaborano insieme a noi. Siamo molto attivi anche sulla parte di comunicazione della nostra ricerca, per cui se ci seguirete nei nostri social media potete rimanere anche aggiornati su quelle che sono le nostre attività. Grazie. Dottoressa Travaglia, la ringraziamo molto perché penso abbia dato a tutti i partecipanti l'occasione di capire meglio come l'intelligenza artificiale possa cambiare la nostra vita, il nostro lavoro e non creare quella paura, magari quel timore che sta invece generando purtroppo in molti dei cittadini. Molti degli eventi che stiamo facendo in questi giorni fanno emergere un po' questo dalla platea, il timore e la paura che l'intelligenza artificiale ci possa sostituire, che l'intelligenza artificiale possa modificare in peggio le nostre vite. In questo caso direi che gli esempi che ci ha portato, e poi invito ovviamente tutti i partecipanti a scoprire anche meglio le altre attività che fa l'Istituto Italiano di Tecnologia,
senza dubbio ci stanno dimostrando invece l'opposto, cioè che ci stanno dando la possibilità invece di avere un impatto diverso sull'intera società, in particolar modo in questo caso sul tema del patrimonio culturale. Le faccio una domanda velocissima prima di passare a Certo. Sergio, poi ho visto che ci sono delle domande che teniamo alla fine nella chat, quindi se qualcun altro ne ha le aggiunga pure. Visto quello che ci stava raccontando e visto anche il ruolo che ha l'istituto, perché comunque assume ricercatori, dà la possibilità di trattenere o di ovviamente portare in Italia dei ricercatori anche dall'estero, quale ruolo gioca poi la formazione in tutto questo percorso che ci ha rappresentato e quali tipologie anche di formazione sono oggi più efficaci, ovviamente, per sviluppare le competenze digitali che abbiamo visto applicate in questi progetti, anche proprio Beh, in sì, ottica di valorizzazione, ovviamente, del patrimonio. cioè, certo, come dicevo, noi abbiamo la possibilità di avere presso di noi i dottorandi delle università che quindi sono in grado di avere, oltre alla normale attività di ricerca universitaria, un training specifico, soprattutto per molte di queste discipline che sono veramente alla frontiera tra due discipline, non esiste una formazione vera e propria a livello universitario, perché sappiamo molto bene che il nostro sistema universitario è ancora molto suddiviso per settori. Quindi è raro che un archeologo riesca a utilizzare l'intelligenza artificiale o che un informatico conosca quelle che sono le basi della conservazione di un oggetto antico. Invece la possibilità di essere in un centro che è fortemente multidisciplinare fa sì che le persone riescano a combinare anche i loro saperi, per cui l'archeologo impara oggettivamente anche la parte di algoritmi perché cerca di comprendere come questi vengono sviluppati proprio per poter trarre il meglio per il proprio lavoro, per la propria ricerca. E lo stesso da parte delle cosiddette scienze dure, i chimici imparano, dai conservatori imparano dagli archeologi tutta una serie di informazioni riguardo al nostro patrimonio culturale che non potrebbero apprendere all'interno delle aule di studio normali. Per cui per noi è un sistema davvero virtuoso questo, perché permette di portare e mettere a sistema tutta una serie di competenze e soprattutto anche perché, come dicevo, non esistono come dire, dei percorsi di studio che permettano di avere questo tipo di risultati, altrimenti è proprio invece il training on the job che permette di avere delle competenze. Poi, come diceva giustamente, noi abbiamo moltissimi studenti che vengono dall'estero, abbiamo anche ricercatori che si spostano qui dall'estero, oppure abbiamo dei giovani della zona che si formano e poi restano qui, quindi è anche molto importante per il territorio, perché se riusciamo a convincere anche dei giovani talenti che da altri paesi si spostano presso di noi e poi decidono di restare presso di noi, o se formiamo dei talenti locali che possono trovare poi dei posti di lavoro qui, chiaramente facciamo del bene al nostro territorio. La ringrazio molto anche per questo, spero sia uno spunto per i nostri partecipanti, anche per condividere questa opportunità che fornite e l'interdisciplinarietà, diciamo, nel digitale forse è uno degli elementi che emerge di più, cioè il fatto che figure come filosofi piuttosto che umanisti in generale stiano lavorando in team con gli scienziati o con chi comunque è più tecnico dal punto di vista professionale è uno dei temi che stiamo trovando più condiviso in tutti i nostri incontri. Quindi penso sia importante per tutti i nostri ascoltatori comprendere anche questo elemento, perché a volte il timore di iscriversi ad un percorso universitario perché poi non si trova lavoro è assolutamente errato. Ognuno deve seguire, diciamo, il proprio percorso e poi trovare all'interno del proprio percorso il team con cui operare e condividere e apprendere in modo continuo, perché il digitale poi è anche apprendere continuamente anche dalle esperienze e dai progetti che voi fate. Intanto la ringrazio, poi magari prenda visione delle domande in chat, Certo. alla fine le riprendiamo. Passo la parola al dottor Calò, che invece ci dà una visione diversa di altri progetti che un po' sul territorio, un po' a livello europeo sono in corso, insomma, sono in attuazione. Quindi Sergio, se vuoi Sì, prendere il controllo. buongiorno a tutti, grazie appunto anche per Fondazione Comunica e l'opportunità di partecipazione alla Digital Meet e grazie appunto alla dottoressa Aglio. Io vi
diciamo, sono in contatto, vi saluto da Bruxelles, poi vi spiegherò il motivo perché è una buona nuova e condivido adesso la presentazione. Essenzialmente io sono il direttore di Venetian Cluster. Venetian Cluster dovreste vedere lo schermo. Venetian Cluster è il cluster delle imprese culturali e creative basato in Veneto. Ormai abbiamo appunto 20 anni di storia e abbiamo realizzato oltre 180 progetti di ricerca, innovazione e applicazione fra pubblico e privato, quindi fra imprese, università e centri di ricerca, proprio applicando queste innovazioni a quello che è il patrimonio culturale. Mi collego a quanto detto appena prima, ovvero competenze, interdisciplinarità che danno la possibilità sia a livello nazionale sia a livello di collaborazione internazionale di arrivare a delle soluzioni che possono essere anche non solo delle soluzioni ovviamente per il patrimonio culturale, quindi a livello conservativo, a livello diagnostico, a livello di intervento, a livello predittivo e di progettualità, ma anche poi scalabili a livello economico, quindi utili e con delle ricadute sul territorio per le imprese, per i professionisti che operano in questo settore. Inoltre ci sono diciamo delle opportunità a livello internazionale che finanziano questo tipo di lavoro. E vi presento in maniera molto concreta un progetto europeo, i risultati di un progetto europeo che ha cercato di, per evitare proprio diciamo, quella paura delle nuove tecnologie applicate, perché essenzialmente la paura nasce dalla non comprensione o dalla non individuazione di quello che può essere l'utilità pratica tutti i giorni di queste tecnologie. Quindi abbiamo pensato a un compendio che possa spiegare in maniera molto semplice per tutti coloro che hanno necessità di valorizzare il proprio patrimonio, complesso perché poi possono essere aree archeologiche, possono essere musei, possono essere anche patrimonio industriale, per riuscire a dire guarda, hai tantissime opportunità, hai tantissime tecnologie a disposizione, ma per utilizzarle bene devi capire essenzialmente a cosa servono, a chi si rivolgono, qual è lo strumento migliore per riuscire a comunicare quello che tu vuoi e a chi e in quale appunto modalità poterlo fare. Quindi cercare di rendere molto semplice ciò che magari appare complesso, perché in realtà la tecnologia, che sia intelligenza artificiale, che sia realtà virtuale, realtà aumentata, digital twin o comunque tutti quelli che possono essere degli strumenti, sono appunto delle opportunità di velocizzazione, di capacità che ci permettono di arrivare a un risultato bello, accattivante, interessante a livello tecnico, a livello invece di engagement, cioè di interesse da parte del pubblico, se vogliamo valorizzare il patrimonio culturale, e quindi arrivare a un risultato in minor tempo e magari con costo minore, perché la tecnologia si sta abbassando a livello di costi, ma si sta ovviamente specializzando in alcuni settori. Quindi abbiamo essenzialmente parlato di definizione, quindi che cos'è l'immersività, che cos'è la realtà virtuale, che cos'è la mixed reality, la realtà aumentata, e quindi abbiamo spiegato in questo manuale cosa effettivamente sono queste tecnologie per riuscire finalmente a dare una descrizione semplice di ciò che noi magari tutti i giorni sentiamo dai media o leggiamo sui social, ma non abbiamo avuto ancora la possibilità di studiare o di avere conoscenza. E quindi abbiamo pensato di evidenziare e di approcciare questo tipo di opportunità, cioè, ok, abbiamo tante tecnologie, ma con una possibilità di creare delle esperienze nuove
spiegarle in maniera più semplice e vedere quelle che possono essere adatte a un determinato tipo di target, che siano le famiglie, che siano le classi, che siano invece a distanza o in presenza, che rendano la possibilità di interagire con l'opera, interagire virtualmente con l'opera, o invece che abbiano la possibilità di avere una guida a distanza. Magari io qua da Bruxelles posso spiegare attraverso la tecnologia di machine learning quello che posso vedere in maniera molto, molto dettagliata con un sistema di laser scanner 3D o 3D Advanced, ciò che è stato fatto per esempio nella Cappella degli Scrovegni a livello di studi, a livello di informazioni, a livello di dettaglio. E quindi riuscire a dare una panoramica di tutte queste tecnologie e di tutte queste applicazioni. In questo manuale lo trovate, è un manuale appunto poi diciamo disponibile da tutti perché a tutti perché è stato finanziato attraverso un progetto europeo, in questo caso è un Interreg Italia-Slovenia. Abbiamo evidenziato anche quello che sono invece degli esempi di applicazione fatti nei territori, perché è importante poi che le persone possano non solo sentire raccontare di questo, ma possono toccarlo con mano, utilizzare queste esperienze per riuscire a capire ancora meglio e magari avvicinarsi al patrimonio culturale in maniera differente rispetto a quello che è la fase un po' più noiosa a cui noi soprattutto quelli un po' più, diciamo, maturi, chiamiamola così, a livello di età, eravamo abituati nei musei o eravamo abituati nelle classi scolastiche. E invece questi sistemi ci permettono di ottenere una fruizione del patrimonio sul nostro territorio in maniera diversa, in maniera più divertente. E qui ci sono appunto vari esempi. Spiegano quali sono i problemi di queste tecnologie. Per esempio, io sto facendo vedere adesso la pagina, quella della realtà virtuale. La realtà virtuale ha un problema, soprattutto all'inizio, ha un problema di stabilità proprio fisica, perché ti immerge in un altro spazio, ma tu sei fisicamente sempre nella tua stanza o nella stanza del museo o in classe o dove sei. E da questo o a casa. E questo quindi ti estranea dal luogo in cui sei e questa estraneità fra luogo e ciò che la mente vede e si sente a livello magari anche sonoro crea delle vertigini, può creare dei problemi, soprattutto magari per le fasce più anziane, per le persone più anziane o per i bambini e quindi ha dei pro e dei contro. Può essere utilizzata per un determinato tipo di periodo di tempo oppure con delle accortezze, tipo l'abbiamo utilizzata al Museo di Arte Orientale a Venezia, il MAO, e abbiamo fatto sedere le persone perché appunto dovevano far finta, dovevano avere la possibilità di entrare in una portantina giapponese che ovviamente non può essere utilizzata per far entrare le persone perché deve essere conservata, è molto delicata. Abbiamo ricostruita in realtà virtuale e le persone da sedute hanno potuto godere di questa esperienza che altrimenti non potrebbe essere realizzabile proprio per la conservazione del patrimonio. Però ha bisogno di questo tipo di attenzione, mentre se vogliamo utilizzare altri sistemi come appunto il mixed reality o la realtà aumentata, questo ci permette di viaggiare con informazioni, di acquisire informazioni, di avere un'experience nuova pur guardando ciò che in realtà abbiamo davanti, quindi che sia il quadro, che sia l'area archeologica, che sia appunto un macchinario, questo va benissimo come tecnologia, però quante persone possono interagire con questa tecnologia? Quali informazioni è meglio dare con una tecnologia piuttosto che altra? Che effetto voglio ottenere? Ecco, tutto questo dipende da ciò che vogliamo comunicare e da quale tecnologia utilizziamo. Per esempio, la parte degli ologrammi è molto divertente perché gli ologrammi permettono essenzialmente di essere visti da tantissime persone contemporaneamente e magari di interagire un po' come era il cinema 4D, quello che veniva definito 4D, con un interspazio. E questo è appunto divertente
soprattutto perché magari può accogliere persone di diverse culture, di diverse estrazioni anche diciamo proprio geografiche e li unisce con un'unica visione, cercando magari di interagire in maniera divertente con il pubblico, magari condividendo anche dei contenuti complessi, ma con questa dinamicità che altre tecnologie tipo la realtà aumentata non ti permette di avere per un pubblico così esteso. Quindi vuoi approcciare con un B2B, vuoi approcciare con un B2C, cioè uno a uno oppure uno a tanti, eccetera. Quindi questo è interessante anche a livello didattico. E abbiamo poi evidenziato quello che può essere un processo di creazione di una stanza immersiva o di uno spazio che possa essere di iterazione. E anche qui abbiamo elencato una serie di contesti, il contesto di Miramare, il contesto di Udine, del Castello di Udine, il Museo Archeologico a Pordenone, oppure il Castello di Gorizia, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un progetto Interreg Italia-Slovenia, quindi troverete delle esperienze in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia, ma sono semplicemente degli spunti per poter verificare quello che effettivamente è il risultato. E poi siamo andati a vedere quello che c'è un po' in giro per il mondo, e quindi a livello di parchi Disney, a livello di entertainment, dalla Cina all'estremo, quindi dall'estremo oriente a invece magari i paesi del Golfo Persico, piuttosto che appunto Stati Uniti o Sud America. E da questo punto di vista è molto utile riuscire a vedere ciò che ci circonda, ciò che è stato fatto, per poi riuscire a portarlo o a migliorarlo attraverso quelle che sono le nostre competenze e le nostre capacità, che sono, come diceva anche la dottoressa Travaglia prima, molto molto importanti e riconosciute a livello non solo europeo ma a livello mondiale, soprattutto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Noi italiani abbiamo una tradizione a livello di approccio metodologico e quindi anche di rispetto del materiale originale dell'opera d'arte che altri popoli non hanno. E questo, se riusciamo a spiegarlo bene attraverso anche queste tecnologie, riusciamo a valorizzare ulteriormente patrimonio anche di altri paesi, proprio perché abbiamo un approccio diverso. E allora abbiamo fatto ulteriori esempi di stanze, musei immersive, innovative, basate sulle esperienze di diversi, appunto, utenti. E qui ci sono, insomma, moltissimi, dal Museo Van Gogh alla stanza immersiva di Villa Valmarana in Ani. Quindi proprio cose molto diverse, ma ci piaceva giocare con tutto ciò che è possibile e che è stato fatto fino adesso per rendere maggiormente fruibile il patrimonio. La stanza appunto multimediale della Filanda di Salzano è un altro progetto che è stato finanziato precedentemente, quindi è una capitalizzazione di ciò che è un'esperienza già fatta, legata a che cosa? Legata a una cultura del territorio, come quella delle filande, quindi la produzione della seta che è tipica veneta e della Repubblica Veneziana, e che unisce da una parte il recupero di queste vaste aree produttive, queste fabbriche del Settecento, dell'Ottocento, che producevano appunto seta fino alla caduta della Repubblica, che adesso invece rappresenterebbero un problema dal punto di vista della sostenibilità. E molto spesso il proprietario privato o il comune o la regione ha difficoltà a rendere e utilizzare questi ampi spazi. Uno di questi è stato proprio la creazione di stanze immersive all'interno di una di queste filande per riuscire a riportare ciò che era la nostra tradizione e a comunicare ciò che era la nostra cultura e la nostra capacità produttiva attorno a quello che è il patrimonio della seta, che tuttora esiste, ovviamente, che viene utilizzata per l'alta moda o comunque per la nutriceutica o diciamo, la cura della persona e della bellezza, attraverso una tecnologia immersiva. Questo permette che cosa? Permette anche di innovare e di aggiornare, magari ogni 6 mesi o ogni anno, l'avventura e l'esperienza che una persona vive.
E quindi è un'opportunità maggiore per noi per investire bene in questa tecnologia che poi a medio e lungo termine può dare dei contenuti diversi. È vero che la tecnologia e queste tecnologie diventano obsolete velocemente, ma è anche altrettanto vero che il livello qualitativo raggiunto è molto alto e se noi sappiamo cosa trasmettere all'interno di queste tecnologie, possiamo utilizzarle, ammortizzare il loro costo per diversi anni, per diverse attività. E poi c'è tutta la parte appunto più di gamification, no? Per esempio la mostra di Frida Kahlo, dove si può interagire con le opere d'arte, oppure l'immersione narrativa qui in Belgio del Storium Bruges, che è molto molto interessante perché ti fa entrare in un racconto e ti fa interagire con i personaggi di questo racconto. Quindi imparare e assorbire la bellezza e la conoscenza attraverso un'interazione molto divertente e semplice. Ecco, quello che serve in questo momento, una comunicazione molto diretta, veloce, ma che ti permetta di avere un'esperienza che rimanga dentro. E qui poi ci sono diciamo, altre cose interessanti come la cena spettacolo in proiezione 3D, dove il PT Chef che viene fatta appunto al Lago di Como, la vedete in una slide, dove c'è un'interazione e una spiegazione tutta virtuale anche di una cena. Ed è un'esperienza per noi poi italiani che teniamo tanto alla questione enogastronomica, è un'esperienza interessante ed è facile poi trasportare questo tipo di esperienza all'estero, perché a minor costo, a minore difficoltà di trasporto di molti oggetti oppure di tante cose che invece a livello reale, quindi a livello tangibile dovrebbero essere trasportate, invece con una esperienza come questa, con una tecnologia come questa, si riesce a facilitare anche il trasporto e quindi la creazione di eventi in simultanea o consecutivi in tutto il mondo, dove si vuole. Questo per noi è importante. Qui c'è un altro caso studio, che è il Castello di Tolmino. Qui c'è una combinazione di tecnologie, perché qui c'è tutta una parte di rilievo 3D, di vaste aree, quindi non solo di stanze o di oggetti, ma di aree molto, molto ampie, per un intero, abbiamo essenzialmente fatto il rilievo di un intero villaggio, più il castello, una ricostruzione di ciò che poteva essere, quindi c'è una parte anche qui di collaborazione fra technology, fra persone appunto che riescono poi a livello di graphic design a riportare ciò che il conservatore e lo storico e l'archeologo gli riferiscono dal punto di vista di ciò che effettivamente poteva essere, come poteva essere il castello o il villaggio. E all'interno poi di questo castello abbiamo creato delle stanze immersive per creare un gioco, per giocare con quello che è la storia di questo castello e degli eventi particolari. Io vi suggerisco poi appunto, se avete l'occasione, di andarli a provare e attraverso questi eventi particolari poter capire meglio qual era la realtà sociale e culturale di quel territorio, che cosa aveva scatenato quegli eventi, non ve li spoilerò, andate a vederli, e poi giocarci assieme e quindi poi divertire insieme, divertirsi personalmente o magari far divertire i ragazzi in modo che ragazze e ragazzi, in modo che poi possano appassionarsi anche al patrimonio culturale. E poi c'è una attenzione, ecco, qui vedete rischi e opportunità, no? Cioè abbiamo descritto per ogni tecnologia ciò che è bene, la parte positiva e la parte negativa, anche a livello proprio di costo, quindi anche a livello di fattibilità e di sostenibilità economica. E poi c'è un'attenzione anche alla parte di inclusività, cioè la parte sia di sostenibilità dal punto di vista sociale e quindi quali tecnologie sono adatte per migliorare, per permettere la fruizione delle fasce deboli.
E le fasce deboli non sono solo le persone che hanno magari problemi di deambulazione, o i ciechi, o le persone sorde, e quindi quelli che hanno delle, chiamiamole così, delle specificità molto caratteristiche. Ma in realtà le fasce deboli sono le persone anziane, perché magari non sono ipovedenti e quindi oppure hanno difficoltà nei movimenti, o anche i bambini, perché i bambini hanno altezze e capacità di comprensione differenti rispetto a quella che ha il curatore di queste, chiamiamole così, di questi contenuti, oppure le culture diverse. Un cinese, noi abbiamo provato a immaginare un cinese, e ho vissuto diversi anni in Cina, quindi mi sono messo dalla loro parte, un cinese cosa capisse degli affreschi, per esempio i Giotto che citavo prima. Non sa neanche che cosa sono degli affreschi, non sa neanche che cos'è la storia di San Francesco, non sa neanche chi è San Francesco e non sa neanche chi è Giotto. Quindi bisognava partire a monte per riuscire a spiegare. Ecco, queste tecnologie ti permettono di, in maniera anche qui interattiva, in maniera facile, di spiegare cose complesse e, chiamiamola così, la storia culturale dell'Occidente in poco tempo, anche a una persona che altrimenti non comprenderebbe la bellezza che sta vedendo, perché bisogna capirle le cose, bisogna riuscire a entrare un po' più nella parte specifica. E qui, vabbè, c'è la bibliografia. Quindi, il tutto per dire che abbiamo in questo momento a livello storico abbiamo un'opportunità incredibile, mai avuta prima, di innovazione tecnologica anche a basso costo, che ci permette di ottenere dei risultati mai realizzati prima dal punto di vista della conservazione, della valorizzazione, della fruizione e quindi della spiegazione di contenuti complessi, che essi siano riguardanti la bellezza, che essi siano riguardanti invece contenuti tecnici specifici per il restauro, oppure per la progettazione, per la fruizione di quel patrimonio. L'importante è non essere spaventati di questi, non farsi cavalcare da queste cose, ma cavalcarle, comprenderne esattamente la funzione, come per l'intelligenza artificiale, detta appunto prima dalla dottoressa Travaglia, che ci permette di accelerare una serie di processi che altrimenti richiederebbero anni. Ma nel momento in cui noi comprendiamo questa cosa, possiamo utilizzarla al meglio. Lo stesso vale per tutte queste tecnologie. E questo è permesso non solo alla collaborazione, altra cosa che in questo momento abbiamo a livello proprio di cittadini europei, che prima non avevamo, la possibilità di una collaborazione internazionale molto ampia. Io vi dicevo, appunto vi chiamo, cioè, trasmetto, chiamiamola così, da Bruxelles, perché proprio in questi giorni noi abbiamo ricevuto come Venetian Cluster la nomina di lead partner del Metacluster. Il Metacluster è una cosa complessa, vi spiego in maniera molto semplice, unisce tutti i cluster europei che si occupano di imprese culturali e creative, quindi anche di patrimonio culturale e creativo, anche di gamification e anche di tutte quelle tecnologie trasversali, nano, biotech, ICT, quindi anche AI, che si occupano dell'innovazione e della creatività. E la Commissione europea riconosce a questi cluster e quindi a queste associazioni di imprese pubbliche e private l'innovazione trasversale, e cioè riconosce a noi la capacità di innovare altri settori produttivi. E questo è un valore di scalabilità economica per i territori importantissimi. Noi siamo orgogliosi di essere il capofila e coordinatori a livello europeo. Tanto è vero che, e qui la buona notizia che accennavo all'inizio, abbiamo vinto l'unico Eurocluster. L'Eurocluster è essenzialmente un finanziamento che viene dato dalla Commissione europea per finanziare con cash funding, quindi con soldi diretti. Noi ne abbiamo 2 milioni di euro, abbiamo vinto per riuscire a darli direttamente alle imprese che fanno innovazione e che fanno ricerca applicata sul patrimonio culturale. Quindi a febbraio-marzo usciremo con una call per riuscire a dare 2 milioni di euro suddivisi in vari progetti alle imprese culturali e creative, alle imprese di ricerca, alle imprese di ICT,
che si metteranno insieme ad altre imprese per il patrimonio culturale, un matchmaking, come si dice, mettere assieme delle strutture che hanno competenze differenti, però per fare innovazione. E questo è molto importante perché vuol dire portare finanziamenti sul territorio, riuscire a ottenere dei risultati concreti. Non è la prima volta che lo facciamo, questo è il quarto Eurocluster che vinciamo come lead partner, e questo ha portato ad avere oltre 300 progetti di innovazione applicata direttamente al territorio, e ha permesso ovviamente la possibilità di ottenere non solo delle soluzioni, perché l'innovazione serve per risolvere dei problemi essenzialmente, ma ottenere dei posti di lavoro, ottenere la possibilità che alcuni, diciamo, di quei ricercatori, magari anche formati in strutture universitarie, strutture di ricerche, come l'IIT, possano poi trovare uno spazio lavorativo concreto, uno spazio scalabile economico a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Grazie al dottor Calò, perché penso che anche in questa presentazione ho messo il link anche della guida che hai presentato. Insomma, ci ha dato sicuramente molti spunti, anche la curiosità forse di visitare e provare queste tecnologie che sicuramente fanno vivere e fruire del patrimonio culturale in modo differente, ma anche di apprendere in modo immersivo. Noi siamo al limite un po' con i tempi, quindi vi chiedo intanto di prendere visione delle domande e se magari che la dottoressa Travaglia, forse le prime due erano dedicate a lei, se può dare un riscontro quando si parla di patrimonio culturale si comprendono anche biblioteche e cataloghi e se lavorate in questo ambito e quale esperienza eventualmente avete e se c'è qualche progetto sulla Cappella degli Scrovegni che mi sembra invece fosse più una domanda per Sergio. Allora, per quanto riguarda se lavoriamo per le biblioteche, biblioteche sì, ma lavoriamo sul patrimonio culturale, quindi sull'oggetto fisico, sull'oggetto da preservare. Abbiamo vari lavori in corso, ma non sono quelli che poi vedo un po', come dire, delineati nel resto della domanda. Noi ci occupiamo principalmente proprio della matericità degli oggetti, quindi lavoriamo sia a livello di scansioni, ad esempio, di manoscritti, quindi più cose di archivio, ecco, normalmente i manoscritti ce ne sono anche a volte nelle biblioteche, ma sono più cose di archivio che seguiamo noi, quindi manoscritti, comunque altri tipi di codici, dove lavoriamo sia sulla parte di caratterizzazione, lavoriamo sullo sviluppo di nanotecnologie per la protezione della carta e contro lo sbiadimento degli inchiostri, e lavoriamo poi su tutta la parte di trascrizione automatica dei documenti, documenti d'archivio, tutti come manoscritti. Di per sé un lavoro come quello che vedo delineato all'interno della domanda non ha a che fare con il patrimonio culturale, insomma è più legato alla gestione della parte della biblioteca. Perfetto. La seconda domanda sulla chiesa degli Eremitani a Padova, oltre alla Cappella degli Scrovegni a Padova, ci sono altre esperienze, altri progetti europei che sono intervenuti? Chiedo al dottor Calò. Allora, nello specifico sì, nel senso che sono stati applicati sì, altre tecnologie, scusa, altre tecnologie, per esempio è stato fatto un rilievo, anche qui laser scanner 3D a distanza, per riuscire poi a riprodurre e quindi permettere alle persone che non, persone ipovedenti o cieche di poter toccare con mano alcune opere d'arte che altrimenti non potrebbero essere ovviamente toccate. Quindi c'è una sensibilità anche da questo punto di vista. In realtà poi i progetti europei sono un work in progress, cioè nel senso che serve la combinazione fra ciò che è di interesse del territorio, la combinazione di alcuni centri di ricerca o di alcune aziende che applicano quel progetto e magari lo vincono e riescono poi a realizzare, a creare un caso studio che poi può essere replicato. Quindi in realtà è partito, cioè sono partite, ci sono stati molti progetti che hanno riguardato sia la parte conservativa, quindi più tecnica dal punto di vista del restauro, sia la parte invece divulgativa, e quindi poi possiamo eventualmente approfondire questo tipo di tematica anche in una separata sede, ecco, non so se non si può entrare proprio nello specifico, visti i tempi. Certo, ovviamente
si possono poi continuare i confronti anche al di là di questo webinar, che penso comunque abbia fornito un po' la visione di quello che era il sottotitolo di questo incontro, che era i territori come motore di sviluppo e innovazione. Sicuramente entrambi avete dato evidenza di come all'interno del territorio veneto, in questo caso, ci sono due realtà che operano con progetti anche ovviamente diversi, che lavorano su tecnologie diverse, ma anche l'opportunità di avere dei fondi per poter sviluppare ulteriori progettualità, ampliarle e quindi dare la possibilità alle imprese culturali e creative anche di crescere dal punto di vista tecnologico e quindi l'implementazione di queste tecnologie. Io insomma, penso che abbiamo dato un po' un quadro e ci sarebbero molti temi da affrontare, ma riteniamo con Digital Meet, giunti alla 13ª edizione, di ringraziare voi, ringraziare tutti i partner che sostengono questa iniziativa, perché sicuramente dalle imprese, dalle realtà della ricerca, dagli organismi di ricerca che operano sui nostri territori, pubblici e privati, ci sono molte opportunità che spesso non sono conosciute ai cittadini e alla cittadinanza, alle imprese, e quindi la possibilità di far nascere nuove sinergie, nuove possibilità quindi di sviluppo, di innovazione. È un po' la mission che ci siamo dati e che ci diamo tutti gli anni, insomma, nel tentativo di creare nuove relazioni e di provare a lavorare anche in quella logica di interdisciplinarietà e trasversalità che sono alla base del lavoro specifico e tecnico, magari su cui lavorano anche le vostre realtà aziendali, ma allo stesso di ricerca, ma allo stesso tempo è quella interdisciplinarietà che dovremmo avere un po' come cittadini per vedere il digitale e le sue applicazioni a 360 gradi, perché non deve solo farci paura il digitale, ma deve anche essere un'opportunità per tutti. Quindi un ringraziamento veramente sentito a voi, dottoressa Travaglia, dottor Calò, e a tutti i partecipanti, e invitiamo ovviamente a seguire i prossimi eventi di Digital Meet, anche perché anche a Vicenza ci sarà un evento in presenza venerdì alla presenza dell'Istituto Italiano di Tecnologia con altre esperienze, quindi altre progettualità, quindi insomma vi invitiamo sicuramente a partecipare e a seguire i prossimi incontri. Grazie a tutti per la partecipazione.